Siamo vicini alle vittime delle violenze di genere, con la realizzazione delle stanze tutte per sé, in collaborazione con Sonoptimis, che ringrazio per la collaborazione. Ben 3 nelle caserme di Oderzo ad ottobre, Treviso a novembre e Castelfranco Veneto nei prossimi giorni, a cui seguiranno nei prossimi mesi Mogliano Veneto e Montebelluna. Stanze d'ascolto diffuse in tutta la provincia, un segnale chiaro, quello lanciato dall'Arma dei Carabinieri sul fronte delle violenze alle donne, ai minori e di genere. È uno dei dati richiamati oggi dal colonnello Gianfilippo Magro nel corso della celebrazione per i 208 anni dalla fondazione dell'Arma. 135.000 controlli operativi su strada dal 1 gennaio del 2021 ad oggi, 670 provvedimenti restrittivi e 6.800 deferimenti in stato di libertà. Rendono la cifra di un impegno quotidiano, assiduo e qualificato. Intensa l'opera di contrasto ai furti e alle truffe, anche digitali. Abbiamo visto come gli anziani, consentitemi i nostri nonni e le nostre nonne, per la loro vulnerabilità siano le vittime privilegiate di ladri e truffatori, oggi più che mai attivi sulla rete, sul web. Altro fronte è quello dell'ambiente, con i carabinieri forestali particolarmente attenti alle aree UNESCO del Prosecco e del Grappa. Un avvertimento a chi ad esempio nelle colline del Prosecco vuol fare degli sbancamenti che non sono assolutamente autorizzati. Le norme le conosciamo tutti e quindi vanno applicate. Al termine della cerimonia consegnati gli attestati ai carabinieri che sono distinti in diverse operazioni in provincia, un riconoscimento anche per il comandante della stazione di Vittorio Veneto, il luogotenente Mauro Witt, che dopo 32 anni si congeda dall'Arma. Infine l'Arma di Treviso ha voluto festeggiare anche una famiglia di carabinieri. Lui è il 37enne maresciallo Angelo Capizzi della compagnia di Montebelluna, lei Angela Guerra, 33 anni, è maresciallo della stazione di Volpago del Montello. Un amore sbocciato nella scuola carabinieri di Velletri, dal quale sono nate 2 bambine, Eleonora e Ginevra, per una storia e una famiglia in stellette che vuole rappresentare tutte quelle legate all'Arma dei Carabinieri di Treviso.